Continua l'emergenza sicurezza a Mestre, ennesima rissa in via Piave. Nella notte 2 cittadini stranieri poi denunciati si sono accoltellati. Un residente ha filmato la scena dalla finestra. L'esercito ha ceduto il controllo del Mose al consorzio Venezia Nuova. Il sistema è in continuo miglioramento, ha detto il commissario Elisabetta Spizza. Per alzare le paratoie siamo passati da 90 a 30 minuti. All'Acto Nobel sarà nominato un advisor per individuare aziende interessate a subentrare nel sito di Peseggia. La multinazionale vuole chiudere lo stabilimento in cui lavorano 46 dipendenti. Raccolta firme per la proposta di legge regionale sul suicidio assistito. Marco Cappato arriva a Mestre. La polizia locale interrompe il dibattito per identificare i partecipanti. Sciopero per il clima del movimento ambientalista Fridays for Future, partito da Piazzale Cialdini a Mestre, è arrivato davanti al municipio per protestare contro gli inceneritori di Mira e Fusina. Per l'estate 2023 si tornerà a un sistema di trasporti analogo a quello del 2019 prima della pandemia. L'annuncio dell'assessore Zuina alla presentazione ufficiale della stagione balneare di Venezia. Il capitano Ferruccio Falconi ha festeggiato il 96esimo compleanno nel suo museo del mare al Lido. A poco meno di un secolo Falconi continua a lavorare per promuovere la cultura veneziana. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Ancora un fatto grave in apertura della nostra edizione veneziana, un fatto che è successo a Mestre in via Piave, l'ennesima rissa. Nella notte 2 cittadini stranieri si sono accoltellati e un residente ha filmato la scena dalla finestra. Ci racconta tutto Ilaria Marchiori. Via Piave continua a essere teatro di risse e accoltellamenti. L'ultimo proprio questa notte, poco dopo le 3, è avvenuto qui nella zona dei Giardinetti. Un residente ha filmato la scena dalla sua finestra. Protagonisti 2 cittadini stranieri, poi entrambi denunciati. Uno, nigeriano 28enne, è stato ferito al braccio e alla mano e soccorso dal suo M118, portato all'ospedale All'Angelo, dove è stato piantonato dalle forze di polizia e dimesso poco dopo. Un'aggressione senza gravi conseguenze in realtà, ma che continua a preoccupare i residenti, ancora una volta svegliati di soprassalto nella notte. E con l'avvicinarsi della bella stagione sale il timore che si possa tornare ai gravi episodi della scorsa estate. È un disastro. Non so, non ho parole, guarda, proprio siamo presi male. Io la sera non esco mai perché non mi sento tranquilla, sempre per droga, sempre per quello, anche per altre cose penso. Ma veramente non si può vivere così. Ma scherziamo? Ieri sera che erano 3 macchine di poliziotti qua in parco, invece più avanti sono un disastro, sono 15-16 persone, ma un po' di personaggi che sono di quelli belli grossi, belli che hai paura anche. Di notte adesso che si dorme che le finestre e le porte sono chiuse, invece quando è caldo d'estate non si dorme niente ragazzi. Perché c'è caos? E caos, un grosso caos. Questo a una settimana dalla manifestazione con migliaia di cittadini che chiedono più sicurezza e con le successive dichiarazioni del sindaco Brugnaro che chiede invece pene più severe. Questo è l'ennesimo esempio che nonostante le dichiarazioni di facciata, nonostante i grandi sbandieramenti di attività, appostamenti, il controllo del territorio ancora deficita. C'è un accoltellamento alle 4 di mattina tra un gruppo numeroso di persone, evidenzia che ci sono zone del nostro territorio che sono completamente scoperte. Dalla terraferma alla laguna per parlare di Mose, con l'esercito che ha ceduto il controllo delle paratoie al consorzio Venezia Nuova. Il sistema è in continuo miglioramento, ha detto il commissario Elisabetta Spizza. Per alzare le paratoie siamo passati da 90 a 30 minuti. Mentre i militari e tecnici civili sono schierati all'esterno, il passaggio di consegne dall'esercito al consorzio Venezia Nuova del Ponte Radio che comanda le 78 paratoie del Mose avviene nella sala di controllo che si trova nell'isola artificiale della Bocca di Porto del Lido.
L'intervento è iniziato nei primi mesi del 2020, quindi in piena pandemia, e oggi ci troviamo con un sistema particolarmente efficiente e funzionante che già dal 3 ottobre del 2020 stesso ha permesso l'innalzamento delle paratie. In questi primi 3 anni di servizio del Mose, quasi 300 tecnici e operatori del 7° Reggimento Trasmissioni di Sacile si sono avvicendati in 100 test di sollevamento delle paratoie e 45 azioni di contrasto dell'acqua alta. La prima volta che noi abbiamo sollevato il Mose abbiamo impiegato 92 minuti a sollevarlo, oggi ne impieghiamo 30, quindi queste 100 prove sono state più che utili per far funzionare in maniera sempre più efficiente il Mose e anche ridurne i costi di gestione. Difesa Servizi SpA è la società del Ministero della Difesa che ha coordinato l'attuazione degli interventi di questi primi 3 anni. Noi risolviamo i problemi, o meglio aiutiamo a risolvere i problemi del Paese. In quanto società pubblica abbiamo questo incipit e lo svolgiamo col massimo delle nostre forze e a quanto pare anche con qualche risultato. A raccogliere il testimone è ora il Consorzio Venezia Nuova. Abbiamo fatto anche una formazione specifica per i nostri dipendenti con appunto i militari dell'esercito che l'hanno fatto sino ad oggi. Insomma, è giusto che oggi sia il Consorzio a prendere in mano anche questa attività in previsione della conclusione sostanzialmente dei lavori. Il Mose attraversa infatti ancora una fase sperimentale che dovrebbe concludersi in autunno col completamento delle 2 conche di navigazione. La città e tutti i cittadini veneziani non possono che dire un grande grazie a tutti coloro che hanno lavorato per quest'opera e oggi in particolare all'esercito che c'era in quei giorni di acqua alta eccezionale dell'ultima acqua granda, operativo sul campo, e poi c'è stato nella fase che ha consentito di far partire il Mose. La cronaca sindacale. all'Akzo Nobel sarà nominato un advisor con il compito di individuare le aziende interessate a subentrare nel sito di Peseggia. L'annuncio arriva da Filcem, CGL, FEMCA, CISD. L'advisor, si legge nel comunicato, agirà con massima attenzione alla salvaguardia occupazionale, stabilendo importi molto interessanti per ogni lavoratore che l'azienda subentrante assumerà a tempo indeterminato. I costi di eventuali bonifiche saranno a carico di Akzo Nobel. Poco tempo fa la multinazionale olandese aveva manifestato l'intenzione di abbandonare lo stabilimento in comune di Scorzè, nel quale lavorano 46 dipendenti. Tappa mestrina per Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, a un mese dall'avvio della raccolta firme per la proposta regionale sul fine vita. Vediamo com'è andata. Dobbiamo raccogliere 7.000 firme da depositare poi in Consiglio regionale e portare quindi poi alla discussione del Consiglio regionale questa proposta di legge. A un mese dall'avvio della raccolta firme per la proposta di legge regionale sul suicidio assistito, Marco Cappato ha fatto tappa anche a Mestre, iniziando con un controllo della polizia locale che prima ha interrotto il dibattito non violento, successivamente ha identificato gli organizzatori. Poi tutto è proseguito normalmente. Il Veneto è la prima regione d'Italia a essere partita con questa raccolta firme. In Italia è già possibile a certe condizioni ottenere l'aiuto medico alla morte volontaria. Quello che manca sono procedure certe a livello regionale e tempi e scadenze certe perché un malato non debba essere costretto ad aspettare magari anni una risposta del sistema sanitario. Ecco perché è importante che le regioni, che i sistemi sanitari regionali si dotino di queste regole, di queste procedure. La nostra come Associazione Luca Coscioni è una legge di iniziativa popolare per chiedere che in 20 giorni il sistema sanitario verifichi se effettivamente il paziente è in condizioni di lucidità, di irreversibilità e di insopportabilità della sofferenza e quindi possa ottenere l'aiuto alla morte volontaria. Abbiamo ricevuto, devo dire, un grande segnale di attenzione, di disponibilità dal presidente Zaia, in particolare sul caso di Stefano Geller, del nostro attivista iscritto all'associazione Luca Coscioni, Stefano Geller. In poche settimane sono già molte le firme raccolte. Si può firmare in tutte le province del Veneto. C'è il sito liberisubito.it dove c'è una mappa interattiva costantemente aggiornata con tutte le indicazioni sui punti di raccolta. I cittadini sono assolutamente favorevoli e coinvolti su queste tematiche e firmano in maniera convinta, non è una firma
tanto per dare, ma è una firma con consapevolezza, con conoscenza del tema. È una libertà che, come sul divorzio, come sull'aborto, poi ciascuno valuta se accedere, se scegliere di attuare questo diritto. Negare però la possibilità di scelta credo che sia un modo di non rispettare la vita, l'umanità delle persone. Così sul fronte dei diritti civili ci sono poi le tematiche ambientali. Sempre a Mestre sono scesi di nuovo in piazza i ragazzi di Fridays for Future, partiti da Piazzale Cialdini a Mestre, arrivati davanti al municipio per protestare contro l'inceneritore. Nuovo sciopero per il clima con slogan e striscioni del movimento ambientalista Fridays for Future. I manifestanti si sono radunati in Piazzale Cialdini a Mestre per poi percorrere le vie del centro, ribadendo le questioni che ritengono più importanti. Un momento che si dà in maniera rituale ormai dal 2019 come momento appunto per scendere in piazza e parlare dell'emergenza più grave che andrebbe affrontata, che è quella climatica, che sta comportando anche tante altre diverse crisi, dall'ultima crisi economica alla situazione del Covid, piuttosto che tanti altri problemi che purtroppo ci ritroveremo a vivere. I manifestanti si sono poi uniti alla protesta di fronte al municipio di Mestre per dire ancora una volta no all'inceneritore e presentare una petizione. Per portare all'attenzione del Consiglio Comunale una questione molto importante, cioè noi abbiamo l'inceneritore di Veritas che sta funzionando già con una linea, però l'Istituto Superiore di Sanità è intervenuto esprimendo un parere dicendo che praticamente lo studio che hanno fatto sulla ricaduta dei fumi, diciamola così in maniera un po' grezza, non è attendibile. Quindi questo impianto sta funzionando, le emissioni gassose ci sono, però non sappiamo esattamente dove vanno a finire e soprattutto non sappiamo esattamente qual è l'impatto sull'ambiente e soprattutto sulla salute delle persone che vivono nel territorio metropolitano. E quindi ci sembra una questione molto grave che deve essere affrontata politicamente. Torniamo a parlare di Covid. Oggi la Regione del Veneto ha aggiornato il piano di sanità pubblica, il contagio cala, ma l'attenzione resta alta soprattutto guardando alla Cina. E poi c'è il fronte giudiziario con l'inchiesta della zona rossa in Lombardia. Attenzione, non si perda di vista l'approccio scientifico, dice il professor Guerriero. Sono conti che si possono fare, bisogna vedere la bontà del conteggio. D'altro canto si può anche dire che avremmo potuto fare molte cose in maniera diversa e che questo probabilmente avrebbe potuto risparmiare tante vite e tante sofferenze e tanti anche problemi economici. Sta di fatto che noi siamo stati travolti da questo virus, credo che tutti si siano impegnati al massimo per fare il meglio. Non entra nel merito della vicenda, ma auspica non si abbandoni il metodo scientifico l'epidemiologo veronese Massimo Guerriero, guardando l'inchiesta della Procura di Bergamo sui presunti ritardi dell'istituzione di una zona rossa a Nembro e Alzano, epicentro del virus, per cui è finito sotto inchiesta anche l'ex premier Conte. 3 anni fa la pandemia era nel pieno della sua forza letale, oggi lo scenario è tutt'altro, calano ricoveri e contagi, ma soprattutto i decessi, sotto la soglia dei 50 al giorno in tutto il paese. È chiaro che chi non è vaccinato sarà continuamente esposto a questo virus che, sottolineiamolo, non sparirà, cioè avremo a che fare con il virus anche l'inverno prossimo, evidentemente. In Veneto più di un 80enne su 2 non ha la quarta dose, eppure, dice Guerriero, l'attenzione va tenuta alta. Le curve dalla Cina, dove l'immunizzazione è stata poco efficace, parlano chiaro. Cina di nuovo alla ribalta per un report dell'FBI americana che torna a suggerire l'ipotesi di un virus partito da un laboratorio, ma anche qui la scienza invoca cautela. Già prima Pechino era chiusissima, figuriamoci se adesso si riesce ad avere qualche informazione aggiuntiva o che l'FBI riesca a ottenere informazioni aggiuntive per poter dare una notizia che sarebbe pesantissima, ovviamente. E questo nel giorno in cui la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, ha approvato un ulteriore aggiornamento del piano di sanità pubblica che consente alle strutture sociosanitarie di rivedere le modalità di accesso. Aumentano anche i posti letto Covid stabili. Questo significa liberare postazioni per i ricoveri ordinari.
Molte le novità della stagione balneare 2023 al Lido di Venezia, l'inaugurazione è fissata sabato 22 aprile al Blue Moon e l'assessore alle partecipate Michele Zuin annuncia nei trasporti si tornerà come prima della pandemia nel 2019 con più corse di vaporetti e battelli. Sarà un ritorno al passato per l'estate 2023, si tornerà a un sistema di trasporti analogo a quello del 2019, prima della pandemia. Lo ha annunciato l'assessore alle società partecipate Michele Zuin, intervenendo alla presentazione ufficiale della stagione balneare di Venezia Spiagge, la società del comune che gestisce al Lido di Venezia 3 stabilimenti balneari e darà il via alla stagione il 22 aprile. Si ritornerà sicuramente a un servizio come quello pre-pandemia. Pian piano usciamo dalla crisi, pian piano AVM riesce a reggere, diciamo, rispetto a quelli che sono stati gli anni più duri del 20, 21 e 22, per cui il 23 sarà un anno in cui, almeno per i collegamenti del Lido estivi, dovremo tornare alla normalità del 2019. La stagione partirà il 22 aprile con il Blue Moon, e poi ci sarà il 13 maggio l'apertura della piscina e il 27 maggio invece tutte quante le capanne. Pierluigi Padovan, presidente di Venezia Spiagge nonché vicepresidente di Union Mare Veneto, svela alcune novità. Tutto l'ambito sportivo viene maggiormente implementato. Quest'anno metteremo anche una palestra all'aperto per chi vuole praticare e fare attività fisica, anche gli adulti. Abbiamo un'estensione dell'utilizzo anche verso la spiaggia per i clienti della piscina, metteremo 12 bellissimi gazebi bianchi. San Nicolò invece è la spiaggia sulla quale investiamo di più. Facciamo un investimento importante, acquistiamo 32 capanne nuove. Molti anche gli eventi. La Nuada Longa, l'attività degli Special Olympics in giugno con una mini Olimpiade al Lido di attività sportive, la manifestazione Venice Lido Beach Trail il 24 settembre, una corsa sulla spiaggia e sulla diga che concluderà infatti la stagione. E proprio al Lido di Venezia, nel suo Museo del Mare, ha festeggiato il 96esimo compleanno il capitano Ferruccio Falconi. Il museo si è arricchito di nuovi pezzi storici da collezione. Falconi continua così a lavorare per promuovere la cultura veneziana. Ferruccio Falconi ha festeggiato 96 anni sempre al lavoro nel suo Museo del Mare, che ogni giorno si arricchisce di nuovi pezzi in via Biagio Zuliana, al Lido di Venezia. Gli ultimi arrivi sono la statua della giustizia del Bucintoro del terzo millennio e il costume storico del Doge. Costruire il Bucintoro come elemento primo yacht del mondo in assoluto e come opera d'arte galleggiante che richiami l'orgoglio, serva di stimolo all'orgoglio dei veneziani. Secondo, ripristinare le navi scuola a Venezia. Dobbiamo o costruirle o comprarle all'estero, ma rigenerare questo patrimonio di cultura marinara che sono le navi scuola. E allora sì potremo avere marinai sulle nostre navi e non tutti stranieri ci sono. Alla città, secondo Falconi, serve una scossa. Flotta mercantile con delle sue navi scuola che abbiamo vendute e deve essere riconciliata con quel concetto di manualità, di competenza che avevano gli arsenaloti. Questo museo, unico al mondo concettualmente, che rovescia le situazioni. Chi entra nel suo museo, ad ingresso gratuito, vive anzitutto un'esperienza, non è semplice e solo spettatore, ma anche protagonista. Nei musei normali si paga il biglietto, qui non si paga. Là nei musei è tutto nascosto dentro le teche, qua no, è tutto in vista, tutto si può toccare. E toccando gli oggetti, le persone, specialmente i giovani, ricevono stimoli a lavorare, a fare, a vedere, ad operare strumenti che ci sono. Io qui accendo ancora il fuoco e manovro la forgia. Parliamo adesso di noi e del record di ascolti segnato ieri sera dalle emittenti del nostro gruppo, in particolare da Tele Nord-Est, che ha trasmesso in esclusiva la Coppa del Re, il big match tra Real Madrid e Barcellona. Il
Barcellona con un gol di Eder Militao ha espugnato il Santiago Bernabéu nel derby più atteso della Liga spagnola. Oltre 120.000 telespettatori hanno visto ieri sera su Telenord Est la partita di andata del classico. Grande successo di ascolti per il match di Copa del Rey, trasmesso in chiaro dal gruppo Media Nord-Est. I Blancos di Carlo Ancelotti, dati per favoriti in questo appuntamento del classico, dovranno puntare tutto nella sfida di ritorno prevista il 5 aprile al Camp Nou e che verrà trasmessa in esclusiva in chiaro sempre su Telenord Est, il canale da sempre votato al grande sport e al calcio. Niente è ancora deciso, le partite di ritorno delle semifinali della Copa del Rey inizieranno il 4 aprile allo stadio San Mamés di Bilbao, quando ci sarà la sfida tra Osasuna e Athletic Bilbao, vinta all'andata dalla squadra di Pamplona. Le due vincenti si sfideranno poi nell'attesissima finale della Copa del Rey. Il prestigioso trofeo spagnolo verrà assegnato il 6 maggio, anche questo match verrà trasmesso in diretta in chiaro su Telenord Est. Insomma, continueremo a raccontarvi le emozioni del grande calcio spagnolo e internazionale. Da Venezia è tutto anche per questa edizione, vi lascio al meteo, buona serata. Bentrovati al meteo. Anticiclone in rimonta, ci attende un weekend con il bel tempo e un clima tutto sommato mite. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 4 marzo. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, cielo da poco nuvoloso a sereno. Occasionalmente, durante le ore più fredde della giornata, non si esclude qualche parziale riduzione della visibilità, specie sulla bassa pianura. Temperature in aumento, minime comprese tra 1 e 3 gradi, massime invece oscillanti tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui sarà soleggiato e il cielo si presenterà sereno o velato, sulla costa venti di brezza. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime tra i 12 e i 14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede un cielo soleggiato, solo con qualche velatura innocua. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.